Eder, Mech, Pallister. Io penso a un certo punto che si tratti di un suicidio. La macchina della indagine purtroppo dal primo giorno ha avuto le gomme sgonfie. Si tratta di proiettili a salve perché una investigazione non può non tenere conto del tempo, si deve confrontare con il tempo. Il tempo in un'indagine non è una variabile neutra, ma è una variabile importantissima in quanto è in grado di determinare la qualità degli elementi probatori, la qualità della ricostruzione dei fatti e la qualità del servizio che la giustizia rende ai cittadini. Un'indagine che ha trasformato, dilatando in modo patologico i tempi, questo omicidio di Lilli in un omicidio a statuto speciale, perché purtroppo non sta tenendo in considerazione che i tempi devono essere ragionevoli anche nell'interesse di Sebastiano Visintin. Non sono io a parlare di tempi ragionevoli, ma lo dice il nostro ordinamento in modo molto chiaro, ripeto, anche nell'interesse dell'indagato e delle persone offese. E bisogna tenere in considerazione e confrontarsi con le condizioni personali dei vari soggetti, delle varie persone che a diverso titolo sono coinvolti in questa vicenda. Sebastiano Visintin è un uomo che ha compiuto quasi 77 anni, molti dei testimoni cardine, purtroppo Claudio Sterpin purtroppo non c'è più, è morto un'altra testimone importante, la signora Laura Grassi, lo stesso Sergio sta vivendo un momento molto serio di salute insieme a tutta la sua famiglia in un ordinamento come il nostro, e voi da sempre seguite la cronaca con estrema attenzione, che per celebrare un processo per omicidio ordinario passano almeno 5-6 anni per chiudere i 3 gradi di giudizio, perché una sentenza è definitiva quando ci sono i 3 gradi di giudizio, e ormai negli ultimi tempi neanche bastano più 3 gradi, perché spesso poi ci sono le Cassazioni che annullano, rinviano con consulenze, con perizie che si devono fare, e allora il problema è serio, serissimo e preoccupante, perché non è soltanto una questione di vita o di morte. Noi auguriamo a tutti i protagonisti di questa vicenda lunghissima vita, ci mancherebbe, ma è una questione di partecipazione cosciente e consapevole al processo. Il processo deve essere partecipato in modo pieno, consapevole, e questo inizia a preoccupare seriamente, perché evidentemente se questi sono tempi, io vi dico solo alcune cose, ma questi sono dati oggettivi. L'incarico ai periti è stato dato l'8 di luglio. Poi a settembre hanno iniziato le operazioni e hanno preso 120 giorni, poi hanno chiesto la prima proroga di 60 giorni a gennaio, doveva consegnare il 9 di marzo e adesso è saltato di altri 120 giorni. Dico l'ultima cosa, noi ad oggi, sono oltre 4 anni e mezzo, non abbiamo un accertamento definitivo sui telefoni dell'unico indagato e sulla GoPro, cioè al fascicolo non è stata ancora ad oggi, e io credo che non sia corretto nell'interesse anche di Sebastiano Visintin, un accertamento che ci dice cosa c'è in quel telefono dell'unico indagato, cosa c'è in quel dispositivo che, vi ricordo entrambi, uno regalato o ricondizionato, un altro che è stata formattata il giorno in cui è stata accolta l'opposizione, e che rappresentano quello che l'indagato ha definito, lui, lo ha fatto lui pubblicamente, l'alibi perfetto. La traccia di zirconio potrebbe essere un problema? Da sola è un elemento neutro, perché nell'ambito familiare, quando si parla di reati maturati nella relazione, è facile trovare queste contaminazioni, perché comunque il Visintin tornava a casa dopo il laboratorio. Pieno di polvere. Certo, bisogna vedere dove l'hanno trovato, se si ritrova anche su altri capi di abbigliamento di Lilli, noi sappiamo come era vestito quel giorno Lilli, se questo elemento da solo deve essere poi valutato e incrociato con tutto altri elementi. Certo. Faccio
una considerazione rispetto all'andamento oscillante, omicidio, suicidio di Sebastiano. Tenete in considerazione però che il medico legale della difesa di Sebastiano Visentini, il dottor Barisani, è stato il primo medico, forse il Visentini con il suo consulente medico legale ci parlava poco, a dire sempre che la moglie, oltre che essere morta il giorno 14, è stata picchiata, è stata oggetto di un'aggressione prima di morire, quindi si coordinavano male in quell'ambito. Invece molto, molto acuto è, a mio avviso, il peccato originale, il difetto di fabbrica, direi, di questa indagine nasce proprio dalla mancata messa a confronto subito dopo le loro deposizioni, quindi 14 dicembre 2021, tarda serata, il marito denuncia la scomparsa della moglie, parla di un rapporto idilliaco, la mattina dopo 10 ore arriva un'altra persona che spontaneamente si reca in questura, consegna il suo telefonino e dice: io e questa donna dovevamo partire a breve per una vacanza, c'era una relazione che durava da tempo. Io penso in quel momento bisognava riconvocare queste persone e capire perché hanno consegnato alla questura e quindi agli inquirenti due versioni che sono tra di loro incompatibili. C'era una incompatibilità insanabile, andavano, a mio avviso, sequestrato i cellulari e andava tutto. Invece oggi noi non abbiamo neanche il contenuto del telefonino di Sebastiano, ecco perché io parlo di un omicidio a statuto speciale. Io penso a un certo punto che si tratti di un suicidio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.